Bussu, Daniele Cossu e Massimo Bussu. Si strumpa, lo sport più antico, prova di forza tra giovani maschi durante le feste e la tosatura delle pecore o alla visita di leva, e oggi una manifestazione di richiamo che ha assunto connotazioni di carattere internazionale. E come sapete a Ololai si svolge ogni anno il Palio degli Asinelli notturna e uno dei fantini, originario di Ololai, Valentino Bussu, ha conquistato il titolo di campione del mondo al Palio del Casale di Camposano in Sella all'Asinello. La Proloco che organizza questo evento e negli anni, proprio a metà luglio, sta diventando un evento popolare di grande attrazione con questo sempre e maggiore successo crescente. Qualche secondo d'attesa, ma sono partiti. Ololai. Due cavalieri rispetto ai tre annunciati. Due centrati colpiti e affondati, obiettivi, mentre invece nulla da fare per la seconda prova lungo il percorso. E siamo pronti per accogliere Pozzomaggiore. Vi porto i saluti del suo sindaco che mi ha raccomandato di amplificarli al momento opportuno. Pozzomaggiore è un altro centro di grande interesse, San Giorgio Martire, chiesa e leggenda. Una leggenda narra che il santo abbia partecipato alla costruzione della chiesa, una presenza mai identificata, lavorava sodo insieme agli operai che poi scompariva al momento dei pasti e della paga. Questa è la memoria popolare che ci rimanda ovviamente a una storia affascinante in un luogo dove la presenza delle sorgenti d'acqua e dei pozzi scavati nella regione molto ricca di vene sotterranee suggerì il nome da dare al villaggio Pozzo, a cui più tardi fu aggiunto l'aggettivo di Maggiore. Da Pozzomaggiore Antonella Senes, Salvatore Senes e Danilo Ezzis. Si preparano al nastro di partenza gli amici di Pozzomaggiore. Ovviamente in questa manifestazione che parla di cavalli, ecco gli amici sono partiti, non si può non far cenno a San Costantino e all'Ardia di Pozzomaggiore, eccoli qui. Uno centrato affondato, l'altro appena sfiorato e nessun colpo, nemmeno sfiorato, nella seconda possibilità a disposizione in questo primo passaggio, perché le manche saranno almeno due nel corso di questo pomeriggio. Pozzomaggiore. È la volta di Samugheo con Lorenzo Giulianu, Luciano Caddeo e Marco Sarai. Il Mattino Illustrato, un settimanale di Napoli, nel 1936 ritrae in copertina la principessa Mafalda, secondogenita di re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, mentre trascorre alcuni giorni d'estate in Sardegna. La fotografia riproduce la figlia del sovrano in costume di Samugheo seduta a cavallo alla maniera sarda, così recita la didascalia. E ovviamente l'abito di questo centro è uno dei più suggestivi dell'isola. Del resto Samugheo conserva la memoria nelle mille pieghe di una storia sempre viva, e stamattina abbiamo avuto modo di apprezzare anche uno spaccato del carnevale di Samugheo con le maschere dei Mamuzzones. Altro momento che ha arricchito questa edizione di Pentolaccia a Cavallo Benetuttese 2023. Samugheo.
Marco Sarai, Luciano Caddeo e Lorenzo Giuliano. Secondi d'attesa, e da quel curvone in fondo alla via Cocortu si muovono in questo momento gli amici di Samugheo. Partiti! Avanzano al rullare dei tamburi del gruppo Fontana di Iglesias, non toccano e non sfiorano i primi obiettivi e nemmeno i secondi. Un giro a vuoto per questa prima tornata degli amici di Samugheo. È la volta di Bonorva con Costantino De Riu, Luigi Del Rio e Stefano Sanna. Centro del Meilogu, Logudoro, conosciuto per le sue bellezze paesaggistiche e archeologiche. Suzzicchi, il pane di Bonorva al quale è dedicato anche una sagra, e poi la rassegna di pariglie bonorvesi. Parlando di cavalli ci piace ovviamente evidenziare anche il tipo di confidenza che ogni comunità ha anche con l'organizzazione di eventi, parenti di quelli che in questa occasione stiamo menzionando, e in primis la pentolaccia a cavallo benetuttese. La passione dei bonorvesi verso il cavallo è dimostrata già da diverso tempo, anche con la realizzazione appunto di diverse iniziative. Partiti, Bonorva. Avanzano. Due su tre, colpo deciso, e una terza possibilità è stata centrata, mentre invece indenni sono rimasti gli altri due obiettivi lungo la corda sospesa. Procediamo e di corsa approdiamo idealmente a Nuoro, dove Giovanni De Sogus, Simone Sinatra e Roberto Soro si guadagnano l'occasione di un ritorno. Molti di questi nomi sono familiari, negli anni sono già stati qua, quindi hanno già preso confidenza con il tracciato e portano ovviamente anche la memoria di un'esperienza. Vedremo adesso l'esibizione degli amici di Nuoro attraversare il tracciato. Nuoro che nel Novecento diventa un centro culturale di grande rilievo, dal quale emergono figure importanti nell'ambito della scrittura, della poesia, della pittura, della scultura, che entrano di diritto nelle pagine più prestigiose della storia dell'arte e della letteratura, da Grazia Deledda a Francesco Ciusa, da Salvatore e Sebastiano Satta a tutti gli altri. In tanti hanno soggiornato a Nuoro nel corso dei secoli, tra questi anche il Lorenz. Nel 1921 partiti, Nuoro. Due su tre, colpo deciso e ben assestato, e altri tre obiettivi centrati per un totale di 5 su 6, ottima prova quella dei nuoresi in corsa, che lasciano spazio a Gavoi con Giangavino Podda, Giuseppe Tanda e Francesco Pilosu. Centro che fa breccia nel cuore della Barbagia, tra monti, vallati, altipiani, corsi d'acqua e gli spettacolari boschi del Gennargentu. Al comune di Gavoi è stata conferita la bandiera arancione del Touring Club italiano per la presenza di aree verdi ben curate per i siti archeologici di cui è ricco il territorio. La Basilica di Sant'Antioco Martire, la bellissima festa di Saitra, l'isola delle storie. Gavoi offre sempre l'occasione
di una visita, di un incontro, di un raduno, la possibilità di approfondire ovviamente nell'ambito della sua comunità il bello di un'esperienza, come per esempio quello che restituisce di fascino il lago di Gusana, valida attrattiva turistica. Siamo pronti con Gavoi, partiti! Avanzano. Velocissimi, 3 su 3, colpi decisi. E 3 su 3 unplane da parte degli amici di Gavoi, che hanno tenuto una ottima concentrazione, una accentuata velocità, un affiatamento e un colpo deciso che in simultanea ha centrato i 3 obiettivi prima e gli altri 3 successivamente per un totale di 6. Ottima prova quella di Gavoi. È la volta di Bultei, torniamo nel Goceano con Giuseppe Chessa, Luca Orittos e Tommaso Sistu. Bultei visto dall'alto restituisce l'immagine di un presepe, ha scritto di Bultei l'inviato di un'importante testata giornalistica. Antico borgo disposto a ferro di cavallo in Sacostera, è uno dei 9 centri del Goceano situato ai piedi della catena. Un corso d'acqua divide in 2 i rioni principali, in 2 l'abitato, lasciando a destra e a manca i 2 rioni principali. Sono partiti, eccoli qua. Bultei, Tommaso, Luca e Giuseppe. 1 su 3 e 1 su 3 per un totale di 2 su 6 per Bultei, che lascia spazio a Benetutti, no, vi chiedo scusa, a Osilo prima di Benetutti, perché è la volta di Giuseppe Mele, Angelo Scodino e Salvatore Canu. Quindi è Osilo protagonista della prossima tornata e sono già partiti, eccoli qua, Osilo. Avanzano spediti. 2 su 3 abbattuti e altri 2 nella successiva prova. 4 su 6 per Osilo, questo paese che sorge su una delle 3 colline del Tuffudesu, dove nella parte più alta del paese svetta dal 1200 il castello fortezza dei Malaspina. È da lì che si dominano incantevoli paesaggi. È la volta di Benetutti, come stavamo già precedentemente annunciando, con Antonio Bitti, Angelo Cosseddu e Giuseppe Carente. E siamo alla 15ª chiamata. Giuseppe Carente, Angelo Cosseddu e Antonio Bitti. Benetutti, un paese antichissimo che conserva nel suo territorio tracce di insediamenti nuragici e romani. Lo dicevamo stamattina quando abbiamo ospitato Soscantores, tanti poeti che hanno dato voce alle storie della comunità, ma anche a temi universali. Sono partiti gli amici di Benetutti. Uno centrato e tutti e 3 nella seconda tranche, quindi per 4 vasi abbattuti su 6, velocità sostenuta, prova per Giuseppe Carente, Angelo Cosseddu e Antonio Bitti. È la volta di Nora Gugume con Antonello Spada, Michele Spada e Simone Manca.
centro che domina la piana di Ottana tra il lago Modeo e la catena del Marghine, sovrastata a sua volta dall'imponente massiccio del Gennargentu partito, Nora Gugume. Con una pariglia 2 su 3 e altri 2 abbattuti nella seconda tranche, quindi per un totale di 4 colpi mandati a segno. La festa della Madonna d'Itria, il martedì di Pentecoste, la più sentita a Nora Gugume, accompagnata da un'ardia, corsa al galoppo attorno al santuario, forse risalente a quando il paese era diviso in rioni e in cavalieri, che li rappresentavano, cercavano di conquistare il drappo della Vergine. A fine giugno invece si festeggia San Giovanni. Nora Gugume, la volta di Sindia con Davide Pischedda, Elia Campus e Giuseppe Pala. Partiti, Sindia. Uno ben centrato, abbattuto, l'altro sfiorato, e 2 centrati e colpiti e mandati a segno nella seconda tranche, per un totale di 3 su 6. Grande prova anche quella di Sindia in termini di velocità e di energia. Ricordo che di Sindia è Carlo Sanna, il fantino conosciuto con il soprannome di Brigante, vincitore del Palio di Siena e sardo dell'anno per il concorso di Sardegna Live, indetto dalla testata che trasmette questo evento nel 2017. È la volta di Gesturi con Damiano Sulis, Michele Mulas e Sebastiano Mulas. Partiti, Gesturi. Tre su 3. È appena sfiorato uno dei 3 obiettivi nella seconda possibilità a disposizione degli amici di questo centro, che ha dato i natali a Fra Nicola, che nasce a Gesturi il 4 agosto del 1882 e poi beatificato in piazza San Pietro da Giovanni Paolo II il 3 ottobre del 1999. Torneremo a parlare di Gesturi, ma è la volta di Teti con Stefano De Ligias, Francesco Fenude e Alessio Mulas, che si preparano al nastro di partenza su Senoreddu e Sosde Siskusorzu, componenti di un'associazione che hanno dato vita a questa rappresentazione folclorica, come loro l'hanno definita, che è parte del Carnevale di Teti. Stamattina ha preso parte all'avvio di questa giornata e in questo momento partono i cavalieri di Teti. Avanzano. Prima prova mancata. E invece la seconda centrata da tutti e 3, che quasi in simultanea hanno colpito l'obiettivo. Anche di Teti torneremo a parlare nella seconda parte, centro della Barbagia di Ololai, importantissimi i siti archeologici che ci hanno restituito importanti testimonianze di un passato lontano. Ma è la volta di Benetutti con Pasquale Cheri, Giuseppe Bussa e Michele Tanda. Per Teti, Abini e Surbale, testimonianze di grande importanza archeologica. Ecco Benetutti che avanza. Procedono spediti. 1 su 3 e 3 su 3 nella seconda opportunità, mandata a segno con 4 risultati su 6 dalla batteria di Benetutti, formata dal trio Bussa, Tanda, Cheri.
È la volta di Meana Sardo con Stefano Sanna, Simone Casula e Andrea Casula. Ancora la provincia di Nuoro, che torna ad essere protagonista con questo centro che ha nel nuraghe Nolza uno dei suoi simboli e che raccoglie un passato millenario di almeno 3500 anni fa. Centro dove le tradizioni si conservano con rispetto e cura, dal ballo all'abito tradizionale, alla cucina, a tutte quelle forme che ovviamente vanno a conservare, a rappresentare, a valorizzare una Sardegna in un centro dove ogni gesto è armonia e bellezza. Ecco Meana Sardo. Una appena sfiorata e 3 invece abbattute nella seconda opportunità sospesa sulla via Cocco Ortu, questo corso che attraversa il centro di Benetutti, per l'occasione coperto di terra e che crea le condizioni ideali perché una manifestazione così ricca e varia possa essere rappresentata. Dopo Benetutti, Meana Sardo, è la volta di Bono con Antonio Pischedda, Marco Manca e Gavino Mameli. Bono, ancora il Goceano protagonista. Non possono mancare i cavalli per la festa di San Raimondo, che si articola in 3 giorni di eventi a fine agosto, e sono partiti gli amici di Bono. Capoluogo del Goceano. Una centrata e colpita. E 3 su 3 invece per la seconda parte di questa prima manche. 4 obiettivi mandati a segno su 6 messi a disposizione. E dopo Bono è la volta di Escalaplano. Anche per loro un sentito ringraziamento all'associazione che stamattina ha portato la maschera tradizionale al centro della manifestazione che si è aperta in maniera insolita dopo 11 edizioni, anche creando occasione di incontro e di spettacolo legato alle tradizioni prima di pranzo, quindi nel corso della mattina. Sono partiti gli amici di Escalaplano. Il Gerrei protagonista. 3 su 3, ottimo. 3 su 3, altro unplane, bellissima la prova degli amici di Escalaplano, corsa, affiatamento, concentrazione, abilità, equilibrio e ovviamente il risultato, perché questa è stata una delle prove più significative in questa prima parte. E dopo Escalaplano è la volta di Buddusò con Pietro Addis, Stefano Ziri e Gesuino Satta. Siamo alla 24esima chiamata su 39 batterie che animeranno questo incontro. Buddusò, ci spostiamo di poco in termini di distanze rispetto a Benetutti, dove ogni centro nel Goceano, nel Monte Acuto, nel Logudoro, nella Barbagia ha una propria storia e le sue peculiarità. Buddusò non manca il suo stretto legame con le tradizioni, una storia importante, un nome attestato sin dal 1341, anche se l'origine non è chiara e sono diverse le interpretazioni che accompagnano proprio la nascita di Buddusò. Circondato da sughereti, è famoso per il granito ed è stato teatro di simposi internazionali di cultura in granito e legno. Qui è nato Barore Tucone, uno dei grandi
poeti, e poi la pentolaccia a cavallo si svolge anche a Budusò in memoria di Roberto Ghisu, il giovane scomparso nel febbraio del 2013. Sono partiti gli amici di Budusò. Forse c'è stato un cambio, adesso recupereremo l'informazione. Ecco, dobbiamo fare una rettifica. Avete visto passare Nuoro, c'è stato un cambio, come voi sapete all'ultimo momento i cavalli poi possono creare dei problemi, quindi degli spostamenti in corsa. Abbiamo visto passare Antonio Rusui, Gian Domenico Moledda e Giuseppe Fadda. Mi aggiornate su chi c'è adesso, gentilmente? Allora è la volta di Benetutti con Angelo Baralla, Marco Umana e Gianfranco Vannini. Quindi Budusò lo recupereremo in un secondo momento perché stanno risolvendo qualche difficoltà legata al nervosismo dei cavalli e quindi ad un coordinamento necessario all'inizio del percorso. Quindi Benetutti con Angelo Baralla, Marco Umana e Gianfranco Vannini. Partiti. Una su 3, si perde un copricapo nel corso, e altre 2 mandate a segno 3 su 6. Se non c'è il recupero di Benetutti al momento, la chiamata riguarda Bono con Antonio Pischedda, Marco Manca e Gavino Mameli. Bono, che è stata la patria di Giovanni Maria Angioi, che fu al centro dei moti politici antifeudali alla fine del Settecento, nacque nel 1751 e venne esiliato a Parigi, dove morì in difesa dei valori di libertà e di uguaglianza. La processione di San Raimondo, sempre accompagnata dai cavalieri, i quali alla fine dell'accompagnamento rievocano i moti antifeudali salendo al colle di San Raimondo, dove si tiene il tradizionale rito del lancio delle zucche. La zucca più grande rotola per tutto il paese giù dal colle. Sono partiti gli amici di Bono di fronte alla chiesetta, spaccandosi in 1000 frammenti. Eccoli qui, 1 su 3 e 2 su 3, quindi per un totale di 2 su 6 per Bono. Ed è in chiamata un'altra formazione di Bono, questa volta rappresentata da Simone Usai, Leonardo Fressura e Giovanni Manchinu. La chiamata numero 28, e rimane tra parentesi ovviamente la numero 24 che riguardava Budusò. Ma intanto procediamo con Bono. Sono partiti, eccoli. Tre su 3, ottimo. E altri 2 assestati e colpiti e mandati a segno 5 su 6. Una bella prova anche degli amici di Bono, che lasciano il passo a Pattada con Daniele Regaglia, Alessandro Paba e Daniele De Marcus. Pattada, protagonista del prossimo spaccato della 12ª edizione della pentolaccia a cavallo benetuttese. Le bandiere di Pattada, Sas Banderas, hanno origini ultracentenarie, considerando che le motivazioni per cui sono state realizzate dalle famiglie o dai singoli cittadini furono
specialmente per quelle molto antiche, oltre 150 anni fa, legate al superamento di particolari situazioni. Sono partiti nel frattempo gli amici di Pattada. Due su 3. 2 su 3, 4 su 6 il totale mandato a segno da Pattada in questa prima parte. È la volta di Lula, Salvatore Deiana, Luigi Calia e Daniele Testone. Lula nel nuorese dal carattere più alte, Punta Caterina e Punta Turudò. Sono partiti gli amici di Lula. 30ª chiamata. Due su 3. E niente di fatto per i 3 vasi sospesi. Stiamo tentando adesso con la prossima chiamata di recuperare la batteria di Buddusò, che era la numero 24, con Gesuino Satta, Stefano Ziri e Pietro Addis. Se non si manifestano particolari condizioni dovremmo rispettare questo annuncio e quindi riandare in pari con quello che è l'ordine che ci eravamo prefissati poco prima dell'inizio. Pare che ci sia qualche problema, nel caso vi anticipo che sarà Ovodda, protagonista del prossimo inserto, con Lorenzo Mastio, Salvatore Marceddu e Antonio Cicalò. Io commento le immagini che voi vedete, ma ovviamente ho anche delle informazioni che arrivano in corsa, come vedete vengono trasmesse. Siamo in dubbio di sapere se sarà il 24 e quindi Buddusò oppure Ovodda a guadagnare il sentiero, il tracciato. Ed è Buddusò che prende la rincorsa. Due centrate abbattute e un'altra mandata a buon fine, quindi 3 su 6 per Buddusò, e abbiamo rimesso in pari quello che era l'ordine, come dicevamo, che avevamo fin dall'inizio, ma abbiamo già anticipato la presenza di Ovodda, 31ª chiamata, con Lorenzo Mastio, Salvatore Marceddu, Antonio Cicalò. Siamo ancora in Barbagia, ai 2 ingressi principali del paese c'è una pietra di granito che è una delle risorse del posto, dove campeggia la scritta Ovodda Paese del Pane, e di fatto la produzione del pane investe buona parte dell'economia e rivendica una tradizione culturale più che ultrasecolare. Siamo in tempi di carnevale e il prossimo mercoledì sarà quello delle ceneri, che a Ovodda ovviamente con l'ingresso della Quaresima segna un momento di trasgressione collettiva dove tutti si è partecipi e protagonisti e spettatori nello stesso tempo. Quindi vi invito a raggiungere Ovodda mercoledì prossimo per su Meurir Delessia. Tanto vediamo anche i primi piani di tanti giovani, di bellissime ragazze che ovviamente accompagnano la crescita di questa manifestazione. Quando questa manifestazione è nata loro erano bambini e bambine, adesso sono i giovani che applaudono al passaggio di Ovodda. Partito! Tre su 3. E una
quarta centrata e colpita, le altre due appena sfiorate, e il risultato che conta è quello di 4. Che ci ospita con Alessio Malune, Massimiliano Cosseddu e Samuel Cherchi. Bene tutti, chiamata numero 32. Protagonisti di questa manifestazione equestre a tema carnevalesco che si svolge il sabato prima della Sartiglia. Eccoli qua, bene tutti. Una su 3, 3 su 3, quindi 4 risultati portati a casa dalla batteria benetuttese, posizionata nella 32esima casella della nostra classifica di chiamata, ovviamente, e non di risultato. Macomer protagonista con Michele Gregu, Emanuele Cossu e Mattia Cizia. È la volta di Macomer. Capoluogo del Marghine, 13.000 abitanti, un territorio caratterizzato da una grande varietà di paesaggi e da un ricco patrimonio archeologico. Il nuraghe Santa Barbara, che è un solenne monumento della remota antichità. Città di storia, ha dato i natali a Melchiorre Murenu, uno dei più importanti poeti dialettali, cieco e analfabeta, dotato di intelligenza e memoria prodigiose, arguto e pungente. Eccoli qua, Macomer. Due su 3, 1 su 3, per un totale di 4 su 6 per Macomer, che si guadagna il rispetto di questa prima parte della prima manche della Sono partiti gli amici di Bono, avanzano. Due su 3, 2 su 3, 4 su 6 totale per Bono e questa nuova Oliena, centro prestigioso ai piedi del Corrasi, terra ospitale di pastori e tessitrici, ricca d'olio, di miele, di vino, così la descrisse Gabriele D'Annunzio, che ha sostato a Oliena nel 1881. Il poeta aveva soltanto 18 anni e una storia tutta da scrivere, eppure proprio durante quel soggiorno che toccò anche Nuoro, Villacidro, altre località dell'isola. Terranova allora era Olbia, da lì sbarcò con 2 suoi amici, ebbe modo di avere la prima importante notizia, e cioè della pubblicazione di un'opera che gli è valsa poi la fama nel corso di una storia che lo ascrive tra i grandi della letteratura italiana. Oliena è partita con i suoi 3 rappresentanti. Due su 3.
E rimane questo il risultato finale, 2/6 per Oliena, che lascia spazio a Fonni con Matteo De Vaddis, Cristoforo Cualbu e Francesco Manchinu. In diretta su Sardegna Live la 12ª pentolaccia a cavallo benetuttese. Protagonista Fonni. Un centro che per la passione legata ai cavalli è particolarmente rinomato, ed è partito Fonni con i suoi protagonisti, il suo palio, le sue pariglie. Ecco Fonni, 2/3. 2/3, 4/6 gli obiettivi mandati a segno dalla compagine fonnese. Il palio di Fonni è secondo sostanziale proprio di quella che è la rappresentazione, ma anche l'atto di fede comunitario che Fonni stringe e scioglie in ogni circostanza. Berchideddu con Simone Cianciotto, Mario Andrea Mele e Alberto Canu. Paesi che ritornano, paesi che salutiamo per la prima volta. Questo è lo spazio aperto che a questo punto trova Berchideddu. Gallura, una zona disseminata di frazioni, 3/3, ottimo esordio, e 2/3, quindi 5/6 per Berchideddu. Dicevamo una frazione del salto di Buddusò. Saccastanza è una frazione di Berchideddu. In questa zona di Gallura disseminata di frazioni si incontrano due lingue, due culture, il Logudoro e la Gallura convivono, e questa bellezza si riflette anche nel canto e nel ballo. E dopo Berchideddu è la volta di Fonni con Antonio Gregu, Giuseppe Cugusi e Luca Coinu. Partiti. Due su 3. 2/3, 4/6 gli obiettivi centrati da Fonni, ed è la chiamata ultima, quella che stiamo per avanzare, e chiude Benetutti così come è aperto, ma questa volta con Luigi Cherchi, Flavio Pulighe e Gabriele Pittalis. 39 chiamate e sono partiti in questo momento. Velocissima questa prima parte, che ha trovato 2 punti per quel che riguarda Benetutti in questa prima parte e un successivo nella seconda. Per questa pentolaccia a cavallo che ha origini antichissime in realtà, anche se sono incerte, ci sono tante varianti nel mondo, in molti luoghi si svolge quasi sempre la prima domenica di Quaresima, e in tanti associano questa tradizione alla cultura messicana come allegoria della bontà divina, col fine di rendere più semplice il processo di evangelizzazione durante il 1500. Infatti in Messico è molto diffusa la pentolaccia nelle sue varianti locali, soprattutto in occasione delle feste organizzate per i bambini, anche se in molti fanno risalire l'origine alla pentolaccia della Cina, come si legge nel libro di Marco Polo, il milione che poi la importò nei paesi d'Italia, e da qui
e ovviamente si diffuse anche nel resto d'Europa. Le 1000 varianti, quella di Benetutti tocca quella a cavallo in occasione del suo carnevale. Musica, e tra poco assistiamo proprio al ritorno dei cavalieri a cavallo lungo la via Cocortu. Ballande lutto tumpare, su ballo a s'antica moda, tu due sì che s'arroda, ti paghe di inghiriare, a passo deve tornare, a su sono cadenzato, dai so che accompagnato, a Bolu deve andare. Prosa festa de Occannu, ballate tutto in allegria, e ciue casermannu in mezzo de sa pizzinnia, alligrata su coro, l'intendo in suo sentidos, cangoidos ardente, chier ballende a manutenta, ma alligrata in su coro, l'intendo in suo sentidos, cangoidos ardente, chier ballende a manutenta, in sa sesta ardeida. Gustano a melodia, fa che sa ida contenta, ballo canto e poesia, unidos a manutenta, e l'intende si intragna bocate notas de armonia, arta in sa montagna donosa e sao che alligrata su coro, l'intento in sos sentidos, cangoidos ardente, chier ballende a manutenta, alligrata su coro, l'intento in sos sentidos, cangoidos ardente, chier ballende a manutenta, sa stessa ardeida, e si intende in sos passos chi dilli rienne mi fa che ballare, sos pizzinos chi sungi rende a ballutundu, e si prende il suo braccio su un pare a giugende ti fa che bisare, tu ballare in sa stessa delica. Alligrare sul coro, l'intendo in suo sentito, in suo sedos, cavallos ardente, chier ballende a manutenta.
s'attonzo e questa vita, due fiore de montagna, verano in donzi die, su tempo spegnidore, asa donato a mie, sos olhos meus tiraço, proidersi stagione, sos nares pro intendere, sos muscos de sos fiore, s'alluma, si studa, di ognuno in sa candela, e nasce in donzi die, una roa in spera. Sole e luna, mare che nu, gusto splendido, mistero, gioia, amore, amistade, in questa terra che la paghe. Sole, luna, mare, sole, luna, mare, sole, luna, mare che nu. Ma tu devi si splendere e certo non devo es nasca con forza e oro roisso sul fiore cagoso gios de amore non identica su coro su chi ti augurare magari non l'intenda su tempo stilantare che su mio amore prenda s'alluma si studa di ognuno in sa candela e nasce in donzi die una noa e spera. Sole, luna, mare che nu, gusto splendido, mistero, gioia, amore, amistade, in questa terra che la paghe. Sole, luna, mare, sole, luna, mare, sole, luna, mare che nu. Sole, luna, mare, sole, luna, mare, sole, luna, mare che nu. Sole, luna, mare che nu. Gusto splendido, mistero, gioia, amore, amistade, in questa terra che la paghe. Sole, luna, mare che nu. Gusto splendido, mistero, gioia, amore, amistade, in questa terra che la paghe. Sul sole, sa luna, sul mare e gusto splendido. Sole, luna, mare, sole, luna, mare, sole, luna, mare che nu. Sole, luna, mare, sole, luna, mare, sole, luna, mare che nu. Sul sole, sa luna, sul mare e gusto splendido che nu. Gusto splendido che nu. Sole, luna, mare che nu. In questa notte de festa paesana, solo pro mie non batta allegria, pro il che amore ti intendo lontana, ti so kirkande, ti sei da mia. In questa piatta decente amica, intendo solo che natie. Uno companzo si pone a suonare e su coro torna e rie. Chissà musica può svolare, si chissà musica balla compare. E come brinca, che era di firmare. Compare brinca, dimentica sul mare. E come brinca,
vamos tutto un pare. Como tido en medio a esa gente, dulce piscina, belleza sincera, tu e mi tienes coro en mente, luna esa notte, luna che te spera. Benisa mia, promileare, un'oiada e fa che lugore, a manu tenta ballende compare, stanotte ti chiamo amore, questa musica può sognare, un pare a te che ho potuto volare. Bene, allora questa prima parte l'abbiamo voluta mandare in archivio. La manifestazione ovviamente prevede 2 manche. Avete visto con quale partecipazione quest'anno, velocità, i Cavalieri hanno percorso, davvero regalando uno spettacolo di grande bellezza in questo spazio che Benetutti ancora una volta ha rimesso a posto per far sì che sia il palcoscenico ideale di una manifestazione che trova il consenso di tutti. Mi auguro, anche perché vorrei chiedervelo, perché abbiamo una manciata di secondi mentre tutto va a ripristinarsi. La signora come si chiama? Carla Carla di dov'è? Rotelli. Orotelli. E lui è il marito? Venite sempre a questa manifestazione la prima volta? Lo sempre, Ed è contento? certo. Ma Orotelli non c'era quest'anno? Facciamo in modo che il prossimo anno non manchi, va bene? Quindi ci fa davvero piacere. Tanti giovani che ovviamente scappano perché hanno paura. Da questa parte, Cristina, se ci posizioniamo, ci sono gli amici di Iglesias che stanno veramente sottolineando il passaggio con i loro ritmi e la bellezza dei loro suoni, ma i colori delle loro bandiere, quello che è un po' il senso ritmico, la musica, la colonna sonora di questo evento. Anzi, ce ne stanno facendo omaggio. Facciamo un applauso al quartiere Fontana di Iglesias. Eccoli lì, andate. E questo era un piccolo accenno, era proprio una prova chiamata, ma qua abbiamo il meglio del popolo di Benetutti e del Gocciano. Fatevi un applauso perché vogliamo riprendere anche voi. Tanta gente, davvero una grande festa. Adesso che cosa succede? Succede che ricominciamo e avremo modo di attraversare ancora una volta la storia di questi 39 paesi, di queste 39 batterie, soprattutto perché alcuni paesi ritornano e ricorrono, e quindi sarà la volta di nuovo di Benetutti che apre e che poi chiuderà, e nel frattempo andremo a vedere, e solitamente succede che la seconda parte è più affascinante della prima perché tutti hanno già provato il percorso, hanno acquistato esperienza e confidenza col tracciato, e solitamente anche il pubblico è più caloroso nei confronti di chi anima questo spettacolo. Grande finale con lo spettacolo pirotecnico, quindi fuochi d'artificio
che illumineranno davvero la chiusura di questa manifestazione. Ci state seguendo in tanti i messaggi, tra poco ne daremo lettura, continuate a farlo. Ancora un po' di musica e applauso da Benetutti. Guardate qua che meraviglia. E mi torra sa muda e nuda in sa manu sa fie. I te schises narami kie dae cale tempus ti che fues se esagera in saula mia. Kirkende a tie sigende di ainue l'intende scantu se muschero. Un pare a tie. E stiamo ricreando il clima ovviamente per questo evento, per la ripartenza. Sono partiti intanto senza neanche avviso gli amici di Benetutti, via la pista è libera e 2 sono stati centrati e altri 2 colpiti, mandati a segno 4 obiettivi, ed è ovviamente la batteria di Walter Cortes, Andrea Carotti e Mario Pes. E ovviamente questa partenza improvvisa ci dà l'idea di come sia rodata questa manifestazione, di come sia collaudato ovviamente tutto il percorso organizzativo di questa pentolaccia a cavallo che riapre adesso la sua seconda parte del suo spettacolo. Lasciate liberi i percorsi, per favore, non si può attraversare. Sono partiti i cavalli, bisogna stare attenti. E in questo momento è partita la batteria di Nule. Flavio Ladu, Gabriele Lai e Gianmario Pinna tentano anche una pariglia con un laterale in piedi, 2 che colpiscono in corsa e che replicano anche con la seconda possibilità messa loro a disposizione. Come vedete corre questa manifestazione più dei cavalli, il tempo di riposizionare corde e vasi in terracotta ed è la volta di Benetutti con Giuseppe Sedda, Giacomo Pisano e Carlo De Sena. Terza chiamata, libero il percorso, mi raccomando, ancora Benetutti, le sue terme, le sue chiese, quella di Sant'Elena Imperatrice a lato della nostra postazione qui lungo la via Cocco Ortu. Secondo i più antichi documenti è stata fatta costruire nel 1618 ed è partita la batteria di Benetutti. Due su 3 e una terza abbattuta nella seconda tranche ed è la volta di Budusò, una delle 2 batterie portacolori di questo centro, con Antonello Saba, Mario Fadda e Luisa Fadda. Stanno partendo in questo momento Budusò. Due avanzano più spediti, mancano l'obiettivo. Uno è stato colpito e devo dire che è stata una corsa leggera e quasi non interessata al gioco della pentolaccia, all'obiettivo da colpire, ma è la volta di Orani, quinta chiamata con Loreto Soddu, Gabriele Fadda e Luca Riccardi.
Chiamata partiti. Orani. Avanzano spediti allineati. Altro bel risultato, 2 su 3, ma la terza è stata sfiorata e quasi colpita, mentre invece centrate e affondate tutte e tre le terracotte sospese nella seconda corda. La prima è stata proprio toccata anche in maniera energica, ma quel tocco non è servito ad abbattere l'obiettivo. Orani ha fatto 2 ottime prove, sia nella prima manche che nella seconda. Ed è la volta di Benetutti con Luca Catte, Salvatore Sedda e Samuele De Sena. Come vedete c'è un gioco di sguardi, comunicazioni che attraversano ovviamente l'evento. Tutto è ottimamente organizzato dall'Associazione Ippica Benetuttese. Una manifestazione che nel tempo ha trovato la sua confidenza ed è partito ovviamente anche il gruppo di Benetutti, Luca, Salvatore, Samuele. Due colpite centrate, obiettivi mandati a segno, così come anche un terzo e un quarto, quindi 4 su 6 per Benetutti. Terminata l'operazione di rimessa in corda dei cocci da abbattere, da colpire ed eventualmente da affondare, ed è partita la batteria di Ololai. Bellissima immagine in primo piano. 2 su 3, 2 su 3, il colpo è stato talmente veloce che la corda ha roteato su se stessa ed è la volta di Pozzomaggiore, Antonella Senes, Salvatore Senes, Danilo Ezzis. Pochi secondi necessari per riorganizzare, per preparare le condizioni necessarie. Sono partiti. Pozzomaggiore. Due su 3. 2 su 3, 4 su 6, il risultato definitivo per questa seconda parte di Pozzomaggiore, che lascia spazio a Samughe. Liberamente interpretata dalle diverse formazioni che vorranno ovviamente offrirci queste figure da costruire in movimento sui cavalli in corsa. Altro spettacolo a cui la pentolaccia benetuttese ci ha abituati nel corso degli anni, nel finale di manifestazione, prima dello spettacolo pirotecnico. Partiti. Samugheo. Splendida immagine. Una su 3. 2 su 3. 3 su 6. Obiettivi centrati. E vedremo
attraversa tutto il percorso di questa edizione baciata dal sole, dal bel tempo, targata 2023. Partiti! Una colpita fondata, la seconda colpita e anche le altre ovviamente hanno trovato un buon risultato nell'impeto del colpo prodotto. Numero 11ª chiamata. Nuoro si prepara per attraversare il percorso. 11ª chiamata. Partiti. Tre su 3 colpi decisi, assestati simultaneamente. E altri 3, ottima anche questa seconda prova degli amici di Nuoro che hanno trovato la collocazione. Messa e si dà la benedizione, ma ci sono anche i giri propiziatori a cavallo intorno alla pietra di evidenti origini pagane ed è Gavoi con Giangavino Podda, Giuseppe Tanda e Francesco Pilosu a guadagnarsi il prossimo spazio d'attenzione al centro del percorso. Gavoi. Partiti. Gavoi si avvicina, colpisce tutti e 3 gli obiettivi, li manda a segno e così fa con gli altri 3. Unplane per Gavoi. Complimenti anche a Gavoi. È la volta di Bultei con Giuseppe Chessa, Luca Orritos e Tommaso Sistu. Allora, nessuno può assolutamente attraversare la pista perché siamo costretti a sospendere la manifestazione. Come vedete non c'è tempo per attraversare la pista, anche se qualcuno ancora ci sfida, ma è davvero per la vostra incolumità e per la garanzia della manifestazione che vi chiediamo di non farlo, perché come vedete non abbiamo spazi morti durante l'evento. Tra poco, come terminerà la seconda manche, vi daremo la possibilità di attraversare. Abbiamo chiamato Bultei con Giuseppe Chessa, Luca Orritos e Tommaso Sistu. Partiti. Uno centrato e colpito, 2 colpiti e abbattuti, 3 su 6 per Bultei. E la Del resto è una di quelle località particolarmente vocate al rispetto, all'amore, al rapporto col cavallo
e con le sue manifestazioni, sulle quali spicca da sempre la corsa all'anello il 12 agosto, una corsa tradizionale che ha visto la partecipazione da sempre di numerosi cavalieri che mirano alla conquista dell'ambito trofeo. Consiste in una prova di abilità dove i cavalieri lanciati al galoppo devono infilare con uno spadino di legno uno degli anelli sospesi ad una corda in successione lungo il percorso. Partiti gli amici di Osilo. E prendono la rincorsa in questo momento. Colpiti tutti e tre, affondati, obiettivi mandati a segno e 2 anche nella seconda. Mirata. Ed è la volta di Benetutti che torna con Antonio Bitti, Angelo Cossedu, Giuseppe Carente. Siamo alla 15ª chiamata. Conosciuto per le sue sorgenti termali, i romani hanno lasciato alcune tracce della loro permanenza, come dimostra per esempio la vasca che si trova all'interno del complesso di San Saturnino. Benetutti anche da questo punto di vista funge da attrazione e in questo momento stanno partendo, sono posizionati allineati all'ingresso, come vedete, della via, ma tornano indietro per avere uno spazio maggiore di rincorsa, ma anche per darci la possibilità di terminare le operazioni di messa in sicurezza del percorso. È tassativamente proibito attraversare. Ve lo richiediamo per l'ennesima e ultima volta. Quindi non è stata una falsa partenza, ma un richiamo. Ecco, adesso invece ci sono gli amici di Benetutti. Avanzano 1 su 3 e 3 su 3, complimenti, 4 su 6 obiettivi. È la volta del ritorno di Nora Gugume con Antonello Spada, Michele Spada, Simone Manca. Nora Gugume si prepara al nastro di partenza. Le origini di questo borgo sono preistoriche, mentre l'attuale abitato è ornato da murales, risale al XV secolo, con al centro la chiesetta di Santa Croce, consacrata nel 1593. Avete già visto affacciarsi i componenti della batteria di Nora Gugume, ovviamente adesso si allineano per trovare la compattezza alla partenza e sono partiti in questo momento. Nora Gugume. Due su 3 con il laterale sinistro in piedi sul cavallo, che offre anche questo ardimento per la sua prova, trasferendo il testimone a Sindia con Davide Pischedda, Elia Campus e Giuseppe Pala. 17ª chiamata. Sindia. Centro del Marghine, al confine con la Planargia, si tiene un'ardia per la festa principale 3 settimane dopo Pasqua. Il nome Sindia è attestato per la prima volta nel condaglio di San Nicola di Trullas e sono partiti gli amici di Sindia. Due su 3. 2 su 3.
4 su 6. Vi ricordo che potete entrare su Sardegna Live, la pagina, e votare il sardo dell'anno 2022. Tra poche settimane ci sarà la premiazione, sono 10 i nomi in lista, e in migliaia hanno già effettuato la loro preferenza, dovete semplicemente entrare e votare il vostro preferito. Sono 10 sardi che nel 2022 si sono distinti per una qualità, per un'esperienza, per aver fatto parlare di sé, per aver maturato appunto un talento. Ecco qua che parte la batteria di Gesturi. 3 su 3. Due su 3. 5 su 6. Damiano Sulis, Michele Mulas e Sebastiano Mulas. E poi, dopo Sindia e Gesturi, Teti con Stefano De Ligias, Francesco Fenude e Alessio Mulas. Qualche secondo, il campo è libero. Ci dite per piacere chi è pronto al nastro di partenza, perché c'è stato annunciato probabilmente un cambio, vogliamo averne conferma eventualmente. È la volta di Teti con Stefano De Ligias, Francesco Fenude e Alessio Mulas. Un museo al centro dell'abitato raccoglie tanta storia, così come altri importanti musei e trattati sull'argomento. Parliamo di quelle tracce ritrovate e riportate alla luce, testimonianze e presenze nel periodo prenuragico e soprattutto nuragico, dove Abini e Surbale sono emergenze di inestimabile importanza. Il Museo Archeologico di Cagliari, ad esempio, raccoglie gran parte di questi ritrovati di una memoria lontana, così come al centro del paese il Museo di Teti, che negli ultimi anni è diventato sempre più bello, anche grazie alla ricchezza dei murales che stanno completando quel percorso di valorizzazione che rende il centro, anche dal punto di vista architettonico, del decoro urbano, un gioiellino nel cuore della Barbagia. Vi invitiamo a raggiungere Teti in tutte le sue circostanze, per la festa di San Sebastiano, per Cortes Apertas, per il carnevale organizzato dagli amici dell'associazione Susenureddu e Sos de Siscusorzu nelle diverse circostanze. Sono partiti gli amici di Teti. Obiettivo mancato, un obiettivo centrato, 1 su 6, i vasi di terracotta centrati e mandati a segno da Teti. Bene tutti con Pasquale Cheri, Giuseppe Bussa, Michele Tanda, e siamo alla 20ª chiamata. Chiedo gentilmente agli amici di Sardegna Live se mi fanno avere la lista dei candidati del sardo dell'anno, così ne do lettura tra poco e chiunque può entrare ed esprimere la sua preferenza. E intanto è la volta di Benetutti, 20ª chiamata. Partiti!
3 su 3. 3 su 3. Complimenti Unplane per questa batteria di Benetutti che lascia spazio a Meana Sardo, Andrea Casula, Simone Casula, Stefano Sanna. Il cavallo e la Sardegna, il cavallo e i sardi, stretto binomio che trova diverse collocazioni, e intanto quella bandierina è il segnale che è partita la batteria di Meana Sardo che attraversa il percorso e tenta la sua seconda sfida. Due su 3. 2 su 3, 4 su 6, risultato mandato a segno per Meana Sardo. Benetutti, Giovanni Tanda, Riccardo Mercuriu, Claudio Carta. E siamo alla 22esima chiamata. Siamo quasi pronti al nastro di partenza. La bandierina ha dato il via, il campo è libero, i vasi in terracotta sono posizionati, c'è ovviamente una chiamata all'ordine della batteria di Benetutti che ovviamente sta cercando l'allineamento necessario per partire, ed eccoli qua, partiti. Avanzano 2 su 3. 2 su 3, 4 su 6. E possiamo procedere con Escalaplano, Vittorio Podda, Andrea Puddu e Marcello Scintu. Incantevole centro Escalaplano, grande ospitalità di questa località che sorge tra le valli del Flumendosa e del Flumineddu. Secondo la leggenda il paese sorgeva in località di Isaranta, Scalleoru, Scala d'Oro, e in seguito fu trasferito sull'altopiano, Suprano, e chiamato Villanova de Scala de Plan, con riferimento alla lunga via d'accesso all'altopiano. Sono partiti in questo momento anche con qualche titubanza, ma il tempo di ritrovare un allineamento. E stanno in questo momento ovviamente cercando, ecco, la posizione per procedere uniti e allineati per regalarci una pariglia col centrale, e tutti e tre, un 3 su 3 si tenta, e poi ovviamente in questo caso hanno preferito dar spazio a un altro momento di un repertorio che tra poco, come abbiamo detto, guadagnerà ovviamente l'attenzione di tutti e credo anche il coinvolgimento di tanti, ma hanno ovviamente preferito snobbare quello che è lo spirito dell'iniziativa, e cioè giocare alla pentolaccia a cavallo. E continuiamo con Budusò, con Gesuino Satta, Stefano Ziri e Pietro Addis. Ecco, allora mi dicono che c'è un cambio, quindi è il 25 che chiamiamo in Nuoro, Antonio Rusui, Giandomenico Moledda e Giuseppe Fadda. Eccoli qua, chiamata numero 25. Partiti. Quindi è il 25 Nuoro. Due su 3.
e una terza che va ad aggiungersi alle precedenti per un totale di 3 vasi colpiti, mandati a segno, obiettivi centrati. E siamo pronti con la prossima chiamata ed è Bene Tutti con Angelo Baralla, Marco Umana e Gianfranco Vannini. Stiamo procedendo velocissimamente verso le fasi finali di questa e sono partiti in questo momento. Eccoli qui. Anche in questo caso viene centrata una sola terracotta sospesa, non c'è stato il tentativo da parte degli altri di mirare verso l'obiettivo, ma di giocare con il percorso e la manifestazione che li ospita. E siamo alla 27esima chiamata con Bono, Antonio Pischedda, Marco Manca e Gavino Mameli. Partiti. Organizzazione perfetta. La corsa ha però consentito di centrare gli obiettivi sospesi sulla seconda corda e quindi chi è posizionato lungo il corso nella parte più avanzata e in salita della via Cocortu ha potuto assistere a questi 3 obiettivi centrati. La volta di Pattada, 29esima chiamata con Daniele Regaglia, Paba Alessandro e Daniele De Marcus. E la 29esima? Pattada. Paese di cavalieri, rinomato per i cavalieri e le amazzoni che sono spesso protagonisti con i loro cavalli bardati a festa di importanti manifestazioni equestri dell'isola. Oltre a sfilare nelle feste locali, i cavalieri pattadesi vengono ogni anno invitati alle processioni di altri centri come Onzieri in occasione della festa per la Beata Vergine del Rimedio, che abbiamo documentato e trasmesso con le immagini Sardegna Live lo scorso anno, ma anche Oschiri, Ala dei Sardi per la festa di San Francesco e Bitti. Eccoli qua, sono partiti gli amici di Pattada. Nessun obiettivo centrato nella prima possibilità offerta e uno invece mandato a segno nella seconda. Proviamo ammirazione per la scelta dei costumi, degli abiti che indossano le diverse compagnie che hanno voluto così spettacolarizzare ulteriormente lo spirito di questo evento. È la volta di Lula con Salvatore Deiana, Luigi Calia e Daniele Testone. Siamo arrivati a 30, mancano ancora 9 chiamate. Partiti, Lula. Una centrata, colpita e affondata, e ottima anche la seconda parte che ovviamente annienta gli obiettivi, mandando in frantumi i vasi di terracotta a disposizione. Avevamo lasciato in sospeso la batteria di Budusò, 24esima chiamata, che recuperiamo a questo punto con Gesuino Satta, Stefano Ziri e Pietro Addis. Quindi recuperiamo Budusò.
Sono partiti. Nessun tentativo e invece il secondo è andato a buon fine per 2 obiettivi su 3. Ed eravamo rimasti al numero 30 precedentemente, quindi avevamo il 31 da chiamare in causa con Ovodda, Lorenzo Mastio, Salvatore Marceddu e Antonio Cicalò. Il numero... Quindi vi chiedo scusa, fra poco Ovodda, Lula, che avevamo però già annunciato, e poi ovviamente ha corso Budusò il recupero con Salvatore Deiana, Luigi Calia e Daniele Testone. Quindi è Lula al nastro di partenza, bandierina che segna il via libera e sono partiti. Tre su 3. 3 su 3. Lula non smentisce se stessa e regala grande spettacolo anche in questa seconda prova, totalizzando davvero un ottimo risultato alla fine delle 2 performance di cui è stata protagonista. Abbiamo già anticipato l'ingresso di Ovodda con Lorenzo Mastio, Salvatore Marceddu e Antonio Cicalò. Eccoli, sono partiti. Due su 3. Altri 2 su 3. 4 su 6. Obiettivi centrati per Ovodda. Bene tutti con Alessio Malune, Massimiliano Cosseddu e Samuel Cherchi. 32esima chiamata, ancora il favore della luce per questa parte che ci porta al termine di quel che riguarda il passaggio dei cavalieri a cavallo e della pentolaccia. Attenzione, sono partiti. Una su 3. E altre 2, 3 su 6. Devo dire che la forza di questo spettacolo non è tanto ciò che corre al centro, ma la bellissima visione di tutta questa gente che le nostre telecamere sta immortalando. Veramente mai come quest'anno la pentolaccia a cavallo di Benetutti ha riscosso tanta attenzione e tanto richiamo, quindi vi ringraziamo fin da ora per questa nutrita attenzione oltre che partecipazione. È la volta di Macomer con Michele Gregu, Emanuele Cossu e Mattia Cizia. Macomer. Partiti. Uno, due, quindi in totale 3 su 6 e quindi anche Macomer porta a casa la sua partecipazione con questa seconda prova. È la volta di Bono con Saverio Congiu e Fisio Manca, Salvatore Casula. Pronti al nastro di partenza. Inquadrato in questo momento il curvone dal quale appaiono, come in questo momento, gli amici di Bono. Partiti.
3 su 3. E altri 2 centrati e il vaso sospeso al centro colpito, sfiorato, ma non infranto. E quindi siamo 5 su 6. In questo caso la volta di Oliena, Pierpaolo Puddu, Cristina Puligheddu, Antonio Fele. Siamo a meno 4 chiamate. Oliena. Un paesaggio adornato da olivi, viti, mandorle, ma anche impreziosito dalla fonte carsica del Sugologone, la più importante d'Italia. Da non perdere si incontro, e in questo momento è partita Oliena. San Lussorio e tutte le feste di questa comunità. 3 su 3 per Oliena, ottimo. E altri 2 centrati, quindi per un totale di 5 su 6. Quart'ultima chiamata è la volta di Fonni con Matteo De Vaddis, Cristoforo Qualbu e Francesco Manchinu. Il centro più alto della Sardegna, Fonni. Abbiamo parlato del palio, ma anche della festa dei martiri di San Giovanni Battista, occasioni in cui si può ammirare la fierezza, la bellezza, l'eleganza dello spettacolo equestre, che ritrova nella compostezza e nella passione totale dei fonnesi un elemento che aggiunge sacralità allo spettacolo delle tradizioni. Ecco qua gli amici di Fonni, che ovviamente cercano l'affiatamento ideale per la partenza. Ma ci siamo e sono partiti. Mancano il primo obiettivo. Centrano invece 2 obiettivi su 3 nella ultima prova di questa seconda manche. È la volta di Berchiddeddu, Simone Cianciotto, Mario Andrea Mele e Alberto Canu. La festa di San Tommaso, che si celebra ogni anno la terza domenica di maggio, dura 3 giorni, inizia il sabato con l'arrivo a Berchiddeddu delle vicine bandiere, delle frazioni che adornano tutta quella parte di territorio della Gallura. Si fa quindi il giro della chiesa di Berchiddeddu per 3 volte di seguito e poi si parte alla volta della chiesa di San Tommaso. Un tempo il giro della chiesa si faceva proprio con i cavalli. Come vedete, elementi che ritornano in ogni circostanza, sia legata agli eventi religiosi che alle feste in cui si celebrano ovviamente i momenti ludici di comunità. Sono partiti gli amici di Berchiddeddu, terz'ultima chiamata. Avanzano. Tre su 3. Tre su 3. Unplane per Berchiddeddu, per questa porzione di Gallura
che torna a casa con un bel risultato. Fonni, penultima chiamata, la 38esima, con Antonio Gregu, Giuseppe Cugusi, Luca Coinu. Ringraziamo tutti per i messaggi che stanno arrivando attraverso Sardegna Live, dalla Corsica, dall'Ungheria, dalla Germania, in tanti anche d'oltreoceano e ovviamente numerosi quelli che arrivano dalle regioni italiane, sia di persone di Benetutti che ringraziano per questa opportunità. Intanto sono partiti gli amici di Fonni. 2 su 3. 2 su 3, 4 in totale su 6. Dicevamo in molti, soprattutto di Benetutti, che hanno lasciato il paese, che non sono potuti ritornare in questa circostanza, tanti del Goceano, da Bono a Bultei, Illorai, in tanti che non abitano più per motivi di lavoro, perché si sono trasferiti, hanno questa occasione per stare vicino a casa, idealmente dentro quel fiorire di radici ovviamente che non hanno mai reciso e che continuano invece a coltivare con maggiore amore. L'ultima chiamata con Benetutti, Luigi Cherchi, Flavio Pulighe e Gabriele Pittalis, e poi i 10 candidati a Sardo dell'anno a cui vi chiediamo di dare la vostra preferenza. Ricchi premi in palio. Partiti gli amici di Benetutti. Avanzano 3 su 3 e altri 2 o forse addirittura 3, da qua non ho visto bene, forse è un unplay in questo, quindi ecco, sì, mi confermano che hanno mandato a segno. Attenzione, perché adesso succede che ci sarà di nuovo la discesa dei cavalieri e poi ci saranno le pariglie libere in questo spaccato finale per chi vorrà assistere. Uno spettacolo molto bello, perché c'è questo ardimento dei cavalieri in corsa che cercano un equilibrio, che raccontano di figure disegnate nell'aria, che danno prova di simbiosi, di confidenza tra le diverse formazioni, che vanno proprio a raffigurare i passaggi di quello che è uno degli spettacoli più amati delle nostre manifestazioni equestri in Sardegna. Vi dicevo i candidati alla vittoria del premio Sardegna Live 2022. Potete esprimere la vostra preferenza per Dani Cabras, TikToker cagliaritano, 4 milioni di follower, oppure per Danilo Del Rio, imprenditore algherese, chef di ristoranti prestigiosi, Angelica Gribel Serra, una giovanissima scrittrice e giornalista ogliastrina, oppure per Mahmood, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 22 con il coro di Rosé in Trempas femminile. Vi ricordo anche lo spettacolo pirotecnico che andrà a chiudere questo spettacolo. Sarà una cosa molto bella poter assistere insieme a questo evento. Dicevamo dei sardi, vi consegnalo anche Dino Manca, docente di filologia, Alessia Orro, pallavolista, nel corso del 2022 ha conquistato la medaglia d'oro, e poi Matteo Porru, scrittore, sulla breccia del successo. Il suo ultimo libro è stato venduto in pochissime ore, ha solo 21 anni e grande richiamo anche nazionale. Carola Puddu, la ballerina di Selargius, protagonista di Amici, e l'attrice Martina Smeraldi. Ma è Martina Smeraldi l'attrice... sì, l'attrice lanciata, in pochi anni ha raggiunto la fama. E poi Marco Spissu, cestista, dopo aver lasciato la Dinamo Sassari per giocare in Russia, è tornato a Venezia con la nazionale guidata da Pozzeco. Potete votare il sardo dell'anno entrando su Sardegna Live ed esprimendo la vostra preferenza. Musica. Quando vacanza festa in Oliana, zentende venita e locutoro, zentende venita e
mamoiada. Viti sarule fonni e orgo solo. Firma di pisedda mia, stringhe di forte a su coro meu, gasi mi passa sa malinconia, mi fa che scontento come il Deus. Cantami una cantone, piena di durche e de malinconia, canta chi in coro, canta chi in amore, gasi s'allunga sa vita mia. Quando va che sa festa in Oriana, Zerte venida e locutoro, Zerte venida e mamoiana, Vitti sarule fonni e orgo solo. Drommi serena quando sei scummero, gente sarda, gente divertita, so si imbriaco, non son sospeus. Drommi di soprazzor mios, es tu nusero de no ermenticare, bella Canaris in soro e su mare, bella sta gente quando è divertita. Quando va che sa festa in Oliana, e locutoro, Zerte venida e mamoiada, Vitti sarule fonni e orgo solo, orgo solo, orgo solo, orgo solo. Quando va che sa festa in Oriana, Allora invitiamo il sindaco di Benetutti a tornare vicino a noi perché c'è una donazione che un artista ha voluto offrire a questa manifestazione, Giuseppe Pippia di Oristano, e questa opera raffigura una maschera. L'ha voluta consegnare all'associazione e l'associazione vuole a sua volta affidare questa opera all'amministrazione comunale affinché rimanga per sempre proprio patrimonio della comunità di Benetutti. Vi raccomandiamo di non attraversare la pista adesso e soprattutto tra poco perché c'è il passaggio delle pariglie. La pista è chiusa per i motivi che potete dedurre da soli. Oh bella signorina, pensati di mandare Sammanu pro in sposa, si tu è contenta se. Saluni in questo mese, sopra di una collina, che è bella alla mirare e sti in colore rosa.
Sono onorato di comunicarvi i saluti di Carlo Sanna, ne abbiamo parlato durante questo evento, ci sta seguendo, apprezza moltissimo il lavoro che Benetutti ha fatto per valorizzare ovviamente una manifestazione equestre. Lui ha vinto il Palio di Siena, è stato sardo dell'anno, eletto proprio dal popolo di Sardegna Live, quindi vi porta i suoi saluti, i suoi complimenti all'organizzazione, un saluto a tutti i presenti e chiede anche un saluto particolare per Daniele Cossu ed Emanuele Cossu, che ovviamente sono persone che abbiamo visto attraversare questo incontro, e quindi questo brigante che porta alti i colori della Sardegna ha voluto essere presente in questo evento e noi ricambiamo con affetto il saluto che ha voluto inviarci grazie alla diretta di Sardegna Live. Saluni in costumese e in colore rosa, tanto è bello all'ammirare sopra di una collina. Oh bella signorina, pensati di mandare San Manu pro in sposa, si due contenta sese.
Come vedete stanno ancora attraversando il percorso i cavalieri protagonisti di questo evento e poi ovviamente tra poco in una manciata di minuti ci sarà un percorso di pariglie, quindi queste figure che andranno a creare movimento in corsa dei cavalieri sui e poi lo spettacolo pirotecnico a chiusura della manifestazione iniziata a metà mattina che ha richiamato a Benetutti davvero tanta gente. La grande festa popolare l'abbiamo voluta intitolare questa edizione perché davvero non solo cavalli ma anche maschere, cori, abiti tradizionali sono entrati in concorso per dare vita a uno spettacolo davvero speciale. Tra pochissimo c'è un momento a cui teniamo molto anche perché ve l'ho detto un artista ha voluto creare un'opera e la consegneremo e sarà bello anche attraverso gli occhi dell'Associazione Ippica Benetuttese guardare dove questa opera andrà ovviamente ad illustrare la sua bellezza da oggi in poi, perché c'è un doppio dono dell'artista all'associazione e dell'associazione al comune, quindi tra poco provvederemo alla consegna non appena sarà terminato il passaggio degli ultimi cavalieri in questo percorso di ritorno. Allora, sono passati anche gli ultimi cavalieri a cavallo, torniamo qua nel percorso, ancora in tanti, richiamo vicino a me il sindaco di Benetutti, Daniele. Valeria, se lei viene da questa parte ho il piacere di favorire il microfono poi a tutti e due, anche perché l'ho detto poc'anzi e faremo questa operazione di consegna, perché l'artista Giuseppe Pippia di Oristano ha realizzato quest'opera, questa bellissima maschera, e ha pensato di destinarla all'Associazione Ippica Benetuttese. E i ragazzi e le ragazze dell'associazione hanno invece pensato che fosse giusto consegnarla al comune di Benetutti perché è la casa di tutti e quindi diventa poi una dimora per sempre di un gesto che è stato fatto nei confronti di un'associazione molto attiva, ovviamente che organizza tanti eventi. Tra poco procederemo ovviamente a questo passaggio. Prima ho iniziato con lei, sindaco, adesso voglio proprio chiedere all'assessore Valeria Satta. Quasi sulla fiducia all'inizio le ho chiesto, siamo arrivati a Benetutti, è la prima volta che vede questa manifestazione, adesso può dire cosa ha visto e se le è piaciuto. Ho visto, oltre l'aspettativa che pensavo, una manifestazione stupenda, fatta da persone stupende, da una comunità speciale, che è quella di Benetutti, ma non solo, di tutti i visitatori della Sardegna, quindi veramente complimenti a tutti i sardi che oggi sono qua presenti, complimenti davvero. Fatevi un applauso, ve lo meritate tutto. E a voi, adesso che seguite anche attraverso le nostre telecamere, vorrei che il sindaco si rivolgesse a tutti quelli che sono qua per esprimere il suo pensiero, credo anche il suo ringraziamento, mi diceva poc'anzi, nei confronti di tutti. Grazie. Innanzitutto sono un po' emozionato perché una manifestazione così non l'avevamo mai vista. Quest'anno abbiamo raggiunto ottimi livelli. Loro mi vogliono premiare, mi vogliono consegnare questa bellissima maschera. Mi sento un po' in imbarazzo perché siamo noi che dobbiamo consegnare e ringraziare l'associazione ippica perché sta portando in alto il nome del comune di Benetutti
nel periodo di carnevale. Come ho detto prima, legato carnevale, tradizioni e cavalli. Quindi sono io che devo ringraziare loro, non loro che devono ringraziare a me con questo bellissimo regalo. Approfitto nel ringraziare l'assessore all'agricoltura, l'amica Valeria Satta, ma non solo lei, ma tutta la giunta regionale, perché ha finanziato e patrocinato insieme al Comune di Benettuti questo evento. Speriamo che il prossimo anno sia ancora più superiore, migliore. Comunque noi siamo contentissimi di questa manifestazione e ringrazio il Presidente e a tutta l'associazione ippica. Fa piacere che ci siano anche delle ragazze giovanissime, perché non deve essere un comitato solo un comitato maschile, ma fa vedere che anche l'ippica è molto legato anche al gruppo femminile. Quindi ringrazio tutti i presenti. Spero che il prossimo anno sia ancora superiore questo evento. Grazie Valeria, grazie Giuliano, grazie a tutti i partecipanti. Daniele, volevo sottolinearlo questo, Valeria, perché e penso che sia una nota d'orgoglio di Benettuti. L'associazione ippica benetuttese ha tantissimi soci al suo interno, però c'è una predominanza che comanda, tra l'altro, tutta al femminile da sempre e che lavora tantissimo, quindi questo è un aspetto molto bello. Allora c'è stato questo passaggio di consegne, loro hanno voluto donarlo al comune, ringraziamo l'artista ovviamente che ha realizzato l'opera. Adesso che cosa succede? Che noi liberiamo di nuovo il tracciato, perché sono pronti per regalarci lo spettacolo delle pariglie e vediamo come va a finire, perché una festa così bella può solo finire nel migliore dei modi. Grazie davvero a tutti, noi andiamo a continuare. Musica. Lasciate libero il percorso. Ballande lutto tumpare, su ballo a s'antica moda, tu due sì che sa roda, ti paghe di inghiriare, a passo deve tornare, a su sono cadenzato. Lasciate libere tutte le possibilità di passaggio, perché non c'è in questo caso annuncio, ma partono e corrono liberi, per cui non possiamo in nessun modo governare la pista. Lasciatela libera. E tue casermanno in mezzo de sapizzinnia, alligrata su coro, l'intendo in suo sentidos, cando i dos ardente chier ballende a manutenta, ma alligrata in su coro, l'intendo in suo sentidos. La pariglia, una particolare corsa equestre praticata soprattutto in Sardegna, durante la quale i cavalieri, solitamente 2 o 3, accostati uno all'altro, si esibiscono in evoluzioni acrobatiche e spericolate in groppa ai cavalli lanciati in una corsa solitamente sfrenata. Sono diverse le figure, come sapete, che possono rappresentare. Intanto ne vediamo una che in questo momento ha preso la rincorsa e vediamo che cosa tenterà di realizzare lungo il percorso. Un laterale in piedi sulla parte sinistra della corsa. Sono diverse le figure. Il 2 su 2, quando due cavalieri in piedi alla sella dei loro cavalli si sostengono a vicenda durante tutta la corsa, o un 3 su 3.
Il ponte, quando due cavalieri seduti ne sostengono uno che si allunga disteso sopra le loro spalle, una figura molto difficile che richiede davvero un affiatamento particolare. Oppure il bastone, quando due cavalieri seduti ne sostengono uno in piedi sulle loro spalle, che ha come unico punto d'appoggio un lungo bastone tenuto alto dai cavalieri. La verticale, se due cavalieri seduti ne sostengono un terzo che si appende alle loro spalle rimanendo a testa in giù con le gambe rigide verso l'alto. Noi le stiamo enunciando per vedere se tra poco ne vedremo qualcuna di queste realizzata o se magari i nostri cavalieri preferiscono passare e regalarci un saluto libero, quasi un congedo in corsa da questa manifestazione. C'è la figura del Sassedda, i due cavalieri esterni in piedi si appoggiano a quello centrale e tolgono la sella al proprio cavallo in corsa, mostrandola in pubblico. Anche questa richiede una prova di abilità e di acrobazia. Il 3 su 3 invece, quando tutti e tre in piedi si posizionano cercando un equilibrio che li allinea. Sono tanti i centri famosi per le pariglie. Da Pattada, Biti, Dorgali, Fonni, Lula, Oliena, Orgosolo, Orune, per parlare delle province di Sassari e Nuoro. Manca Basanta, Oristano, San Vero Milis, Santa Giusta, Sedilo, Simagis. Provincia di Oristano organizzano eventi legati alle pariglie, così come Dolianova e Sant'Andrea Frius per quel che riguarda la provincia di Cagliari. Ne stiamo citando solo alcune località tra le tante dove è consolidata un po' la tradizione, dove solitamente da queste località poi partono cavalieri esperti che hanno familiarità proprio con questa esperienza legata alle manifestazioni equestri. È bellissimo questo passaggio di cavalieri e cavalli in corsa, finalmente liberi di mostrare fierezza. C'è in quest'isola un numero così grande di cavalli che non pochi sono selvaggi e senza padrone, e quantunque non siano tanto alti come i cavalli germanici, spagnoli ed italiani, tuttavia non sono loro inferiori per forza, agilità e bellezza. È stato scritto nel 1540 ed è una notizia storica che ci viene restituita a testimonianza di come i cavalli da sempre hanno un significato e un'importanza al centro della storia culturale e di vita di una Sardegna che ha saputo poi conservare queste testimonianze e farne tesoro nel tempo. Ancora cavalieri a cavallo. Il cavallo sarebbe stato introdotto dai cartaginesi in Sardegna quasi 2500 anni fa
e fu rappresentato per la prima volta nell'isola nelle monete cartaginesi che recavano impressa una figura equina a mezzo busto che vuole significare il simbolo della forza e della dominazione punica in Sardegna. Sapevate che il più antico antenato del cavallo visse 55 milioni di anni fa nel Nord America ed era grande più o meno come una volpe, e gli studiosi affermano che il primo cavallo in stato primordiale sarebbe comparso nel continente americano e di qui poi sarebbe passato in Asia e in Europa. Gli arti inferiori di quella figura primordiale avevano 5 dita, solo 4 delle quali fornite di un piccolo zoccolo, mentre il quinto dito era sollevato dal suolo. Viveva in aree palustri dove si nutriva di vegetazione. Poi la specie si evolve in milioni di anni attraverso forme intermedie e quella più antica del vero cavallo fu scoperta proprio in Italia e si fa risalire fra la fine del terziario e l'inizio del quaternario, e poi l'uomo cominciò a utilizzare i cavalli 1750 anni prima di Cristo. Ancora attesa e attenzione per il passaggio degli ospiti di questa 12ª edizione della Pentolaccia a Cavallo. Un bellissimo volume che si avvale del supporto fotografico di Salvatore Ligios, parla del cavallo come simbolo della velocità, del divenire, della vita che evolve, della felice libertà di essere. Storia del cavallo sardo, il titolo del volume. E la velocità è sempre uno dei più validi criteri della qualità del cavallo. Al di là del risultato competitivo, la corsa permette infatti di collaudarne la forza, l'energia, il coraggio, la resistenza e la fatica. Perché mette alla prova tutti gli organi e gli apparati che compongono questa meravigliosa macchina animale. E questa è l'essenza del cavallo. Oltre alla precisione delle forme, la morbidezza delle linee, l'eleganza dei movimenti, si impone la rapidità. Perché li conosci questi? Come si chiama? E di dov'è? No, deve essere di Bono. No, è di Benetutti. È di Bono, volevo dire. Sì, guarda. Come si chiama il papà? E qui c'è Giuseppe che corre. Il papà di Alessandra che ha voluto filmare il passaggio del suo papà in corsa, era emozionatissima. Non c'è stato verso, volevo ingannarla dicendole che era di un altro paese, che era un altro ancora, invece lei lo ha riconosciuto. Altri amici protagonisti di questa grande festa popolare.
Le pregevoli qualità funzionali del cavallo hanno favorito in ogni tempo l'inserimento del cavallo sardo nel settore dello sport e il popolo sardo sembrerebbe geneticamente corredato per apprezzare e valutare il cavallo. Tre su 3, due laterali in questo caso e al centro, il centrale seduto. Si cita Sebastiano Satta quando canta le torme nervose dei cavalli sui quali passa il turbine della Bardana, perché Bardana non è solo razzia, ma anche competizione sentita e raccontata nella memoria popolare come gara. La nostra bandiera portata con fierezza e orgoglio da questo passaggio in corsa. Del resto, come bandiera, gli artisti sardi hanno sempre ritratto i cavalli nelle loro opere. Pensiamo a Filippo Figari, dipinse imponenti cavalli nelle grandi sale del Palazzo Comunale di Cagliari. Stanis De Sili ritrae quando accompagnano Soscastanzeris di Desulo, mentre Montanaru con le sue liriche li canta, e poi Carmelo Floris che affresca le processioni barbaricine. Anche Aligi Sassu è un grande pittore e scultore di cavalli e nelle sue opere emerge la memoria etnica e l'immagine del cavallo come simbolo di forza, bellezza e vitalità. Ancora cavalli, ancora cavalieri in corsa. Libero il campo anche per il passaggio, l'ennesimo, di una formazione ospite. Complimenti, bravissimi tutti, scrive Giulia Leori, bravi a Kentannos, Gianni Bacciu, e poi un saluto a tutti i compaesani dalla Calabria, Gianfranco Nieddu che ha nel cuore bene tutti. Mi dispiace non esserci per motivi familiari, ma il mio paese pieno di gente e di futuro. Un saluto da DJ Pierre.
Antonia Mura, saluti dal Trentino. Grazie del post, Nick Porcu. Da Milano, Giuseppe Pes. Tanti saluti, tanti commenti. Questa lunga diretta che ha trasferito le immagini da Benetutti in ogni dove. E ci piacerebbe in questo finale di manifestazione che voi faceste una piccola operazione che ci dà il segno di quanti siamo questa sera a Benetutti. Se tutti quanti prendete in mano il vostro cellulare in questo momento ed entrate nella pagina Facebook di Sardegna Live, possiamo conteggiare quanti siamo in questo preciso momento a Benetutti. Fatelo, è semplicissimo, pagina Facebook, andate su Sardegna Live e cliccate su diretta da Benetutti. Devo lasciarla asciugare un po', perché è lucido. È lucido, lascialo asciugare un po'. Aumentano le visualizzazioni, salutiamo Marina Lucrezia Cossu che è presente, che è arrivata da Sassari, come Giuseppe Mulas, come Vittoria Pau, tutti presenti questa sera a Benetutti. Continuate a sintonizzarvi, avrò il piacere di salutarvi e di contare. Saluti da Bono, da Bitti, da Sorgono, da Bugerru, ci siamo anche noi da Olbia, scrive Mavi Corveddu presente, un abbraccio a tutti da Mariolina Nieddu, salutiamo Dominico De Allai. Saluti da Iglesias, da Fordongianus, da Sanremo. Alla bellissima Barbara e a Nives. Anche da Siena. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi. 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Le parole di Fabrizio De André fissate nel 1996. Saluti da Lodine, da Ollollai,
da Brington, Inghilterra, tutto il mio caro paese, anche Ossi è presente, saluti da Teti, Oruna è presente, saluti da Sorso, Marina, Emanuela, Ellide, Margherita ringraziano l'accoglienza di Benetutti, saluti da Sindia. Vi avevamo promesso che avremmo salutato tutti quelli, insomma, che lasciano un messaggio, una testimonianza. Da Nula e da Mamoiada. Silvia Barrocco saluta da Londra tutti i suoi paesani e i fedales del 1973 che organizzeranno la festa di Benetutti. Quest'anno tocca ai cinquantenni. È presente il Sarrabus, saluti da Genova per la diretta e il grazie di Giovanna Francesca Manca e ancora saluti da Pieve, da Nuoro. Oliena è presente come Sorso. Marco Tedde ci saluta da Zara, Massimo Re da Ossi. Una giornata lunga, iniziata nelle prime ore del mattino, grande spettacolo, accoglienza, Benetutti, siamo alle battute finali e poi vi ricordo che tra non molto lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo soprastante, l'abitato di Benetutti e il Goceano, presente con i suoi centri che fanno da cornice a uno dei territori più belli dell'isola. In questa notte de festa paesana, solo pro mie non batta allegria, pro il amore ti intendo lontana, ti so chircande, pise da mia. In questa piatta de gente amica, intendo solo che natie, uno companzo si pone a suonare e su coro torra e rie. Chissà musica può svolare, si chissà musica balla compare e come brinca, che era di firmare, compare brinca, dimentica sul male. Brinca, che era di firmare, comare brinca, volamo sto tumpare, come Tito in mezzo a
sa gente, durché pizzina, bellezza sincera, tu e mi piena, scoro e mente, luna in sa notte, lughe de spera. Benisa mie, pro mileare, un'oiada e fa che lugore, a manutenta ballende compare, questa notte ti chiamo amore, chi sa musica può sognare, un pare a tie te poco volare, e come brinca, piena di firmare, amore brinca, dimentica sul mare, e come brinca, piena di firmare, amore brinca, volamo sto tumpare. E siamo arrivati alla chiusura di questa 12ª edizione della Pentolaccia a cavallo benetuttese. Grazie davvero a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla riuscita di una manifestazione così impegnativa, ma che è corsa proprio come quei cavalli e come la passione di chi ha voluto condurli fino al termine di questa lunga giornata. Vi diamo appuntamento alla 13ª edizione nel 2024 e soprattutto a nome dell'Associazione Ippica Benetuttese l'abbraccio più forte per tutto quello che avete portato con voi, la gentilezza, l'ascolto, l'attenzione e la bellezza di una partecipazione che ha reso grande questo evento, mai come quest'anno. Come diceva il sindaco, forse è la prima volta che così tanta gente in un evento a Benetutti trova tanta forza e bellezza nell'essere accolta, tra l'altro nel migliore dei modi. E questo è il risultato di un lavoro che l'Associazione Ippica Benetuttese porta avanti da anni e con sempre maggiore impegno. Grazie a tutti, anche a voi che ci avete seguito da lontano. Noi continuiamo con i fuochi artificiali tra poco, non appena i cavalli sono al sicuro, e vi diamo appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti. Musica, maestro. Ballende, cantende, riende tutto un pare. Lasciate libero il passaggio perché stanno riscendendo i cavalli. In su divertimento vinza la manzana e sono sempre contento de su tempo scalan pensando a sa bezzesa chi che vini di bellezza. Sempre con vagas cosas, con canti cose sonos, la gente vidiosa de sos amigos gorgonos, a curda bisonzosa, con piti gorgonos, alligru canta canta, terra sarda, terra santa. Pasan sus nubes que siguen sus guiones, matúen que rubes insorman los errores, viernes sol en nubes con sol ver los colores, y esa guerra dada a su chafu si stoccana. Ma nel poche un raio lezzino in su bocchine, vieni che ti aiuti penso a sui annine, i due tipi di aiu amoroso e gentile, e assai gente amorosa, galan in ogni cosa.